Ne mangerei 15 di questi. Ciao Patavini, oggi siamo al Portello, una delle zone pulsanti di Padova, per andare a conoscere una realtà giovanile e dinamica. Venite. Mi sono accomodato nella cantina di Ibisco, assieme a me ci sono Lorenzo, scusate, e Cristian, che sono appunto i titolari di questo bel posticino, questa bella chicca che c'è nel cuore di Padova, e avete tantissimi locali in uno, secondo me. È molto interessante come realtà. Il fatto di avere sale diverse, quindi ecco la cantina dove ci siamo accomodati appena adesso, un cortile immerso nel verde con la cucina a vista, una sala ampia, 100 posti, quindi essere in centro ad avere 100 posti non è da tutti i locali, è un valore aggiunto. E un'altra cosa che non è da tutti sono le vostre feste che organizzate. Quelle sono un po' anche frutto del nostro divertimento. Abbiamo pensato di portare quello che a noi piace tanto, di raccontarlo all'interno del nostro ristorante, facendo a trasmettere anche quello che è il divertimento, la serata. Infatti abbiamo delle serate al centro settimana dove andremo a fare del karaoke, dove facciamo della musica dal vivo, dove c'è possibilità di ballare e degustare tanti piatti buoni. Guarda, io cantavo, suonavo, ballavo e mangio, quindi una sera posso fare tutto. Mi hai dato un gancio importantissimo. Perché Ibisco? Perché Ibisco? Ibisco è esperienza unica perché riusciamo a trasmettere quello che sono le nostre origini. Io siciliano e lui napoletano, quindi all'interno dei nostri piatti troverete un pezzo comunque del sud Italia, trasformato naturalmente in chiave Ibisco, dove tutto prende forma con un'eleganza. Chiave dei terroni e poi il calore che diamo noi. Quello sì, infatti sento un po'. C'è caldo in questa cantinetta, c'è caldo. Cerchiamo di trasmettere quello che a noi ci ha reso felici e ci ha portato fino a questo punto qua. Voglio essere molto felice anch'io, già lo sono di essere accomodato qui con voi e voglio venire anche in cucina con te però Lorenzo, perché ho già visto che c'è la cucina vista e ci sono tante belle preparazioni e io sai che metto le mani in pasta, quindi c'è un problema all'altezza. Non so se hai notato, noi abbiamo la cucina dei nani, quindi non l'ho notato, mi seguo le gambe e siamo a posto. Vabbè. Comunque, mal che vada, ti accompagna pure lui, sa la strada giusta. Perfetto, andiamo. Ti porto di là. Siamo letteralmente alle porte della cucina e Lorenzo adesso mi voleva presentare il suo team e le mansioni che appunto stanno svolgendo. Perché io vedo alle nostre spalle della pasta fresca. C'è Veronica. Ciao Veronica. È la chef di cucina. Piacere. Al momento sta facendo delle preparazioni appunto di pasta fresca. Facciamo la pasta fresca ogni giorno, appunto per mantenere il prodotto fresco e per dare comunque il miglior prodotto anche ai nostri clienti. Da questa parte vieni che invece ti presento Infatti, anche Valentin. Ciao Valentin, io ho già visto anche il Kamado perché voi avete la cucina vista e ho già sbirciato tante cose. Questa è una chicca importante. Ci coccola molto. Ci credo. Ci permette sicuramente di avere dei secondi piatti che hanno una profumazione intensa, perché appunto andiamo a selezionare anche quello che è la materia prima intesa come carbone. Utilizziamo comunque dei faggi piuttosto che dei carboni comunque aromatizzati, in maniera tale da dare un sapore a giocare con l'aroma, esatto. gli oli essenziali del legno che poi arrivano e sprigionano sui secondi. Fa la differenza. Immagino, lo so e non vedo l'ora di provarli a questo punto. Tu veramente ogni giorno ti metti in quest'angolino a fare la pasta fresca? Sì, ogni giorno. Bello Tutte o le no? mattine, tutte le sere. Mi piace questa sensazione di un insieme di due farine che utilizziamo, una farina di semola, una farina 00 e il tuorlo. È una bella arte. Piace molto anche a me. Rilassa. È vero. Quindi è il mio angolino di relax. Non so se di farla spa. tutti i giorni rilassa veramente, però è No, rilassante. è rilassante. Cambiamo spesso formati di pasta a partire dai tagliolini a pappardelle, a tagliatelle, Cosa mi consigli di mangiare questa sera? dei tagliolini. Dei tagliolini, che sono questi che mi stai facendo? Tagliolini. Vuoi tagliarli? No, io prima voglio guardarti perché Ok. non ti ho guardato bene. Allora, 2 centimetri Vai, posso farcela. tra dita e coltello. Il passaggio finale, ma non mi hai lasciato coccolare la pasta. Va bene così? Bravo, sì, va benissimo, va benissimo. Dai, tanto poi me li mangio io, anche se sono venuti irregolari. Che bella che è la pasta Ottimo. fresca. Adesso Questa- te li prendi. te li coccolo. Esatto, te li coccoli tutti. Sì, un po' irregolari effettivamente, devo Nessun stare un po' più problema, per attento essere la sulle prima volta che sei stato misurazioni. No dai, non è la prima volta che faccio la pasta fresca perché è sempre bello. Però era da tanto tempo che non facevo la pasta. Se si può dire aver fatto la pasta, averla tagliata. Spettacolare. Si gioca, noi giochiamo. Questo è importante. Quando ti diverti in cucina e giochi è sempre un valore aggiunto. È alla base. Assolutamente. Se uno ci va un po' a ragionare, comunque il tatto è la prima cosa che comincia a sviluppare. Continuiamo a giocare sempre con gli impasti che sono appunto
pane, pasta, giochiamo sempre con gli ingredienti, i sapori, cerchiamo di divertirci, troviamo sempre un modo per non annoiarci. Fate benissimo, che è la cosa importantissima, ed è bello anche, sai cosa, il fatto che comunque con le vostre mani passate la vostra energia, il vostro sorriso, il vostro divertimento alla pasta che poi assaggiano anche i clienti. Io ci credo tantissimo a questo tipo di passaggio, perché appunto si cucina sempre pensando, ricordando tante volte, a volte poi si perde strada Sono facendo, d'accordo. sei sempre un po' affogato dai tempi e da altro, però ogni tanto ci prendiamo pure del tempo per cucinare per noi. Bravissimo. Ad esempio ci mettiamo lì, io cucino un piatto per lei, lei un piatto per me, Vi coccolate a vicenda, ci esatto. coccoliamo. E sai cosa è bello? Perché sia la pasta fresca sia tutto quello che mi stai dicendo è comunque un ritorno alle tradizioni, no? Anche che è importantissimo, perché secondo me si stanno perdendo molto, anche il saper cucinare non è da tutti, e adesso con la ristorazione che c'è nei giorni d'oggi si è un po' perso il concetto di tradizione, di opera d'arte, di... avevo un termine che non mi viene. Tutto espresso, veloce. Qui all'interno della cucina di Bisco cerchiamo appunto di curare tutto, anche perché trattiamo del biologico, quindi partiamo dalla materia prima fino ad arrivare alla trasformazione finale. Piuttosto preferiamo passare un po' di tempo più insieme, dove Certo. andiamo a studiare anche quello che è il prodotto, però cerchiamo di fare tutto da noi. Teniamo magazzini scarichi, Certo. e tutto quello che facciamo lo facciamo comunque Ricerca, qualità, ricerca, prodotti qualità, freschi. prodotti freschi, cioè quella è il minimo, perché se vogliamo mangiare bene, vogliamo portare al tavolo appunto il mangiare bene, bisogna fare questo. Io credo tu lo riesca a vedere dal mio sorriso, credo che la mia faccia, nonostante un po' di stanchezza, stia sorridendo, e mi sto immaginando anche gli assaggi di dopo, Ma quindi non guarda, vedo già l'ora noi- veramente di Già noi stiamo testare. pensando a cosa farti assaggiare, ci stiamo Vai, voglio pensando l'effetto già da- sorpresa, non voglio Ma sapere guarda, niente noi ti adesso. stupiremo, sicuramente ti faremo fare un salto anche al sud. Ti farò sentire Volentierissimo, al sud. molto volentieri, Poi ho se non molto senti bisogno. tanto- se non senti tanto il caldo ti metto vicino Mi al già incamato, che siamo sei a tranquilli, posto. esatto. I lassi del pane, qui abbiamo del pane appunto tutto di nostra produzione, in particolar modo del pane con arance marsale, del pane di Bisco, grissini tutto fatto da noi, 50% di farina di semola. Questa è la caratteristica che gli dà appunto questa consistenza mollicosa, molto morbida, ed è la principale caratteristica del pane che si fa giù, ed essendo comunque Ok. i nostri titolari provenienti appunto dal sud hanno voluto, diciamo, mettere un po' le loro origini anche nei nostri cestini del pane. Hanno portato le loro tradizioni, un po' di nome del locale e anche tanto profumo mi hai portato tu, perché ho già sentito mentre appoggiavi il cestino molto profumo. Grazie. Prego. A me piace molto l'arte bianca in generale. I ragazzi producono pane e grissini tutto loro. Non vedo l'ora di proseguire la cena. Buono, si sente la semola un sacco. Carattere scorze d'arancia. Molto buono. Vi lascio i calici nel frattempo. Abbiamo il Gaurasi, trattoria Pagano, Campano, ovviamente più precisamente napoletano, appunto, Questo l'ha scelto Christian. l'ha per scelto. onorare le origini di Christian. Abbiamo un rosso, 80% aglianico, 20% piedi rosso, quindi già dall'aglianico si capisce che è un vino molto strutturato, forte, però anche morbido, nella presenza dei tannini all'interno. Classiche note di frutti rossi, però le note finali sono speziate balsamiche. Quindi troverete un vino molto strutturato, molto forte, ma che non va a soverchiare quello che è il sapore del piatto. Abbiamo la sorpresa di quello che ci arriverà da assaggiare, quindi speriamo si sposi bene con tutto. Un piatto classico del nostro locale, mai tolto sin dall'apertura. Abbiamo dei petali di manzo cotti a bassa temperatura, con del crumble di pecorino sardo stagionato in grotta a 30 mesi, pomodori in confit e un fondo bruno per accentuare quello che è il sapore del manzo. Buon Grazie. proseguimento. Sono ammaliato dalla descrizione, non vedo l'ora di sentire le consistenze e i sapori al palato. È un peccato andare a rovinare quest'opera d'arte, ma devo assaggiarla. Il fondo bruno, ragazzi, è qualcosa di eccezionale. Tante preparazioni che possono sembrare semplici, ma sono molto accurate e dettagliate, e ognuna dà la propria parte nel piatto. Non vi dico niente, questo dovete provarlo. Prima abbiamo parlato di spettacoli noi, però non intendevamo questi tipi di spettacoli, ma quelli che fate apposta nelle serate, però anche questo per me è stato un bello spettacolo. Abbiamo questa tartare di manzo con mele cotte a bassa temperatura, con anice stellato, mandarino cinese candito, del pecorino, delle scaglie di mandorle e una fumicatura a freddo con un legno di agrume. Spero di aver detto tutto, non vedo l'ora di assaggiarlo. Sto cercando di prendere tutti i sapori e tutti gli ingredienti di questo piatto, questa forchettata è bellissima. C'è un gioco di consistenze e sapori fenomenale, quasi mai provato, devo dire la verità. Il mandarino cinese candito, la croccantezza della mela all'anice, la carne saporita, fresca, delicata, il basilico, il pecorino.
Bellissimo. È un piatto fine, elegante, gustoso e molto saporito, ma tutti i sapori, tutti gli ingredienti si bilanciano bene, sono curati e studiati nei minimi dettagli. Tanta roba. Cosa molto importante è la fumicatura a freddo, che oltre ad essere uno spettacolo quando arriva al tavolo, è uno spettacolo anche al palato, perché appunto si amalgama la parte esterna del nostro piatto e poi va a sprigionarsi nel palato e dà un sapore eccezionale. Lasciatemi degustare in pace questa tartare. Ciao patatini. Anche questo piatto è un'opera d'arte, è un bel quadro, un sacco di profumi stanno arrivando alla mie narici. Questo tagliolino, mantecato burro e zafferano, con questa spuma di pomodoro, un olio al basilico, il crumble di parmigiano, della burrata, un carpaccio di manzo e il fondo bruno. Devo assolutamente assaggiare e distruggere il quadro. Come gli altri piatti, anche questo è ben composto. La spuma di pomodorino è veramente eccezionale. Ci sono pochi semplici sapori, pochi semplici ingredienti, però combinati a modo. Si vede la lavorazione che c'è dietro, che non è scontata e non è semplice, veramente buono. Si sente lo zafferano, ma è delicato e non incisivo, soprattutto sul finale, che va ad aromatizzare il piatto. La pasta fresca fatta in casa è sempre qualcosa di top. Il crumble dà una croccantezza appunto al piatto, sapori semplici ma precisi che si distinguono in ogni forchettata. È arrivato il momento di questo involtino di manzo fatto al kamado con all'interno del caciocavallo e purè di patate su crema di patate, olio al basilico, fondo bruno, fonduta di parmigiano. Abbiamo del parmigiano e della zucchina fritta per guarnire e del cavolo cappuccio in agrodolce. Come per gli assaggi precedenti cerco di prendere tutti gli ingredienti del piatto. Vado. È un'esplosione di sapori. Si sente un sacco il kamado e la fumicatura. L'involtino è morbidissimo, non è per niente secco. La crema di patata è delicata e le guarnizioni danno, oltre al colore, danno sapore e delicatezza al boccone. Vi dirò di più. Questo col cavolo cappuccio è ancora più buono proprio per la croccantezza e l'agrodolce, tanta roba. Purtroppo è arrivato il momento di concludere il nostro viaggio nei sapori di Ibisco con i loro 3 dessert. Partiamo dal cannolo siciliano che non poteva mancare, appunto, ricotta di pecora, gocce di cioccolato e arancia candita, passando per questa mousse di kumquat con un crumble alle castagne e il kumquat caramellato e un millefoglie con mousse al cioccolato e lamponi. Da quale parto? Non lo so. Andiamo col millefoglie. Mousse al cioccolato. La sfoglia è molto croccante, è molto caramellata e mi piace molto perché appunto dà una consistenza di crunchiness e di sapore intenso dal caramello appunto della sfoglia. Mi piace molto la croccantezza della sfoglia data dal caramello sotto lo zucchero a vero. La mousse al cacao è molto delicata, come del resto tutte le preparazioni che abbiamo assaggiato questa sera, e il lampone dona quell'acidità giusta. E le foglie è sempre difficile da mangiare, scusate. È arrivato il momento del cannolo. Lorenzo sarà molto fiero delle sue origini e della sua terra. Vado. Mi piace molto perché non è troppo dolce. La cialda si sente che è freschissima, l'hanno fritta prima, l'ho visti. L'arancia dona un tocco d'amarezza dettato dalla scorza e la dolcezza del candito, molto buono. Terminiamo con la mousse di kumquat, direi sorprendente. Direi che ho scelto bene l'ordine dei dessert perché questa coccola finale che ci dona e questa mousse appunto al kumquat stesso con la sua crema e la sua spuma delicata, il kumquat caramellato e il crumble alle castagne. Terminare la cena in ottima forma. Com'è andata? Molto bene, è stato un grosso piacere da parte mia, da parte nostra. Il palato è sorpreso. Guarda, io sono sicuramente felice di aver cucinato per voi. Grazie. Però adesso mi aspetto anche un piatto preferito. Dai, quelli che Allora, è stato molto difficile. Io credo personalmente. No, non ti so rispondere. Il primo che ti viene sarà Guarda, quello. mi viene tartar, però mi è piaciuto molto anche l'involtino al kamado, ti dico la verità. Quello Perché particolare. mi è piaciuto molto come hai giocato con le consistenze, con le preparazioni, che non è scontato e semplice come cosa, e l'attenzione che dai ad ogni piatto. Grazie. E Christian cosa fa? Ci guarda, fa i Io conti. ascolto e assaggio i suoi piatti. Ragazzi, è stato un vero piacere per me conoscervi. Fate spesso eventi anche con musica Assolutamente, dal anzi, vivo. è da provare perché sono serate spettacolari. Immagino, infatti non vedo l'ora di tornare. Il karaoke ve lo risparmio, però vengo per la musica dal Ma vivo. invece noi ti volevamo invitare in un'altra serata, visto che abbiamo notato che ti piace un po' fare la pasta fresca. Vai. e altro. Il mercoledì noi stiamo selezionando i nostri assaggiatori per dei primi. Ah, Perché appunto il mercoledì faremo comunque un giro Ti primi, tocca. dove ci sono 4 portate. mi sacrifico. Verranno assaggiati un po' i piatti che verranno appunto decisi dai clienti stessi, e saranno i piatti che troverete dopo all'interno del menù. Bella cosa, molto volentieri, è stato un piacere e alla Grazie prossima. infinite. Allora. Grazie. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie mille. Commissione esami. Lui è il presidente della commissione, io sono il segretario, tu sei il professore di... Ma non lo so, di Ok. lettere, dai. Di lettere, professore di-